Allora, la dottoressa Simona Bellometti, direttore sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto. Oggi sono stati consegnati questi fondi destinati a un progetto che permetterà il miglioramento della qualità della vita di una settantina di pazienti. Di che cosa si tratta? Beh, innanzitutto si tratta come sempre per noi di un momento importante, questo momento di partnership con il mondo del volontariato, un mondo del volontariato sempre più sensibile alle esigenze della ricerca. Nel concreto si tratta di un contributo importante che viene dato per il completamento di un progetto di ricerca che sta sperimentando una tipologia di terapia che consente di migliorare la qualità della vita, oltre che lo stato di salute, di pazienti che sono affetti da forme di melanoma primitivo o metastatico con lesioni cutanee anche importanti. Questo tipo di contributo è estremamente importante perché diventa una sorta di elemento valoriale e fiduciario con il mondo del volontariato e per i nostri ricercatori, che vedono così riconosciuta la loro attività, che vedono così riconosciuta una sorta di sensibilità condivisa verso un obiettivo comune. Necessita di tanti aiuti, necessita di un'attività di fundraising che è sempre più ispirata a quello che ci manifesta il mondo anglosassone, necessita di questo tipo di integrazione anche perché la ricerca scientifica è e vuole essere sempre più vivace e di qualità e numericamente importante. Io credo che da questo punto di vista il nostro istituto e i ricercatori, i medici che vi operano sia un modello ed un esempio assolutamente evidente per tutti. La nostra attività di ricerca scientifica è assolutamente importante e di qualità.